perché noi ci siamo inventati il professionismo teatrale al di là della lingua parlata. È la prima compagnia che ha cominciato a viaggiare in Italia e in Europa con spettacoli. Il primo contratto che noi troviamo è del 1545, redatto a Padova. Fai conto che questi giravano a un certo momento, fine 1500, Isabella Andreini con la sua compagnia, anche lei padovana, sono finiti fino in Inghilterra a recitare La follia di Isabella, tutto in italiano, però la gente pagava e andava, e quindi le cronache dicono che lei faceva la matta in scena e mezza si spogliava. Troviamo davanti a una rivoluzione che secondo me dovrebbe essere nei libri di storia dal punto di vista sociologico, antropologico, linguistico. Dovrebbe essere uno spartiacque della cultura mondiale, perché noi ci siamo inventati il professionismo teatrale al di là della lingua parlata. La maggior parte delle volte la commedia dell'arte è considerata folclorismo. Se non sei italiano non la puoi fare, devi conoscere il dialetto veneziano, devi conoscere questi sono, la puoi fare, e sono tutte stupidate. Fondamentalmente è la cosa più internazionale che ci sia. Tu puoi avere una compagnia con dentro un arabo, un tedesco, un francese, un inglese, un italiano, e ognuno recita con la propria lingua e tutti capiscono tutto.